5 ore di coda per arrivare dalla Marca a Jesolo, Treviso Mare Intasata fin dal mattino e poi la sera per i rientri. Il ponte del 2 giugno ha messo in evidenza ancora una volta l'enorme criticità della viabilità verso il litorale, con i sindaci dei comuni lungo la regionale 89 sul piede di guerra per una situazione della quale si parla da decenni e che rischia di peggiorare ulteriormente con l'apertura dei due grandi poli logistici di Marchiol e Amazon. Chiamata direttamente in causa l'assessore regionale ai lavori pubblici De Berti, ripercorre il travagliato iter della Via del Mare, la superstrada a pagamento che dopo annose vicissitudini dovrebbe a settimane vedere l'aggiudicazione definitiva al concessionario. Il concessionario nell'offerta che ha fatto ha garantito che dalla sottoscrizione della convenzione che avverrà nell'arco di quest'anno, entro 3 anni si è impegnato a realizzare l'opera. Rimane comunque il nodo del collo di bottiglia che blocca e bloccherà anche a Via del Mare completata il traffico all'altezza della rotonda Frova, più nota come Ipertosano. Con Veneto Strade ed i comuni, la regione sta valutando la realizzazione di una bretella per dividere i flussi dei veicoli diretti a Cortellazzo, Jesolo e Cavallino e che sgraverebbe di circa il 25% il traffico. Dobbiamo capire se questa è l'unica soluzione da poter attuare o ci possono essere anche altre soluzioni, però ci siamo posti un obiettivo che nel momento in cui la Via del Mare sarà realizzata, contemporaneamente deve essere risolto anche il problema dell'accessibilità al litorale, diciamo se non proprio risolto, che arrivino contemporaneamente tutti gli interventi necessari, ma almeno che siano già in corso e che ci siano delle date certe di completamento.